Mina Palumbo, 1866. Flora e fauna della Sicilia. Questo riportava Francesco Mina Palumbo a proposito del cane di Mannara. Finalmente aggiungo un'altra varietà piuttosto comune in termini, e che in Napoli vidi raramente presso soldati svizzeri. Il muso puntuto, tutta la faccia a pelo corto, e tutto il corpo a pelo lunghelto, ma nel collo molto lungo, coda come un pennacchio, il colore costantemente lionato fulvo. Simile a quello de bovi siciliani. Il nostro cane da pastore è caratteristico per la sua lunga giana, per la forte statura, e per il costante colorito nero con la gola bianca, talvolta sono macchiati di bianco. La pelurie è formata da una fina lanugine cinericcia, e da peli lunghi ruvidi. Il colore dei diversi individui varia sempre secondo l'età, secondo la predominanza del nero nei giovani. Del fulvo negli adulti, del lionato o bianco nei vecchi. La coda è più stretta nella base, poi si allarga, e divien folta. Lunghezza del corpo M1, 25, della coda sino all'estremità pelo centim. Altezza 63 cm. Questo vorace carnivoro vive solo, spesso a coppia, abita ordinariamente nei grandi macchieti della regione nemorosa, nelle selvagge vallate nei monti, non si scava nascondigli, esce di sera a caccia. E qualche volta di giorno, quando è costretto dalla fame, nell'inverno scende nel piano e si avvicina anche ai luoghi abitati, sebbene teme l'uomo e lo fugge, è paziente nell'ingannare la preda. Ma si difende dagli altri animali con molta forza e destrezza. Nelle Madonie se ne sono uccisi di colore biancastro, quasi neri, uno con le orecchie pendenti, un altro col pelo lanuginoso, altro con la coda sfioccata. In Palermo se ne uccisi